E la volta dei 3 anni all'Arcoveggio, ancora la distanza del miglio, sono 6 dietro l'Autostart. Questo lo schieramento: 1 Aligero dei Rum, 2 Antonietta Ama, 3 Armstrong Lewis, 4 Arizona Jet, 5 Anni dei Daltri, 6 Avion Daghi. Favori netti per Armstrong Louis, numero 3, 1,25 la quota. Cesare Ferranti di Sediola. Armstrong Lewis, reduce da bella vittoria modenese, scatta veloce in testa Armstrong Lewis, attaccato al largo da Arizona Jet. I due in coppia davanti ad Antonietta Ama. Insiste all'esterno Arizona Jet contro Armstrong Lewis, che replica, cerca di scavarsi il posto alla corda Arizona Jet, ma si era sotto Antonietta Ama e così rimane al largo Arizona. Dopo i primi 200 in 14,2, Armstrong Lewis può continuare nella sua corsa di testa, mentre Arizona Jet si sistema in terza posizione. Quarto iniziale che se ne va in 28,6, c'è stata spesa quindi per il leader, mentre all'esterno progredisce Avion Daghi. Ultime due posizioni per Anni dei Daltri e Aligero dei Rum. Intanto i 600 in decelerazione in 44. Sempre nettamente al comando Armstrong Lewis nei confronti di Antonietta Ama e Arizona Jet. All'esterno migliora gradualmente Avion Daghi, ma è sempre nettamente al comando Armstrong Lewis al completamento del giro in 59 netto. Attacco della penultima piegata con Armstrong Lewis che non si fa avvicinare. In seconda posizione Antonietta Ama, all'esterno Avion Daghi, poi Aligero dei Rum. Il chilometro in 1,14,2. Continua a fare andatura il leader e nessuno riesce ad avvicinarsi, perlomeno dei cavalli all'esterno, mentre Antonietta Ama rimane lì a contatto. Siamo ormai a 400 dalla conclusione con Armstrong Lewis che allunga, Antonietta Ama che lo segue. In terza ruota scatta Aligero dei Rum, superando Avion Daghi e Arizona Jet, che cerca di mantenersi comunque ancora in terza posizione. Completamento della piegata, ingresso addirittura, Armstrong Lewis in vantaggio, Antonietta Ama l'unica che può insidiarlo nel Numero finale. 5, Armstrong Nide Lewis Daltri, si squalificato. mantiene nettamente in vantaggio e nel finale controlla Antonietta Ama, mentre per il terzo finisce bene Aligero dei Rum, ma a distanza. 1,14,2 con 34 a chiudere, vittoria tutto sommato agevole per Armstrong Lewis, che controlla nel finale Antonietta Ama, valida a sua volta, che ha provato in open stretch ma ha guadagnato qualcosa, ma poi Armstrong Lewis in controllo la tiene a debita distanza fin sul palo. Seconda vittoria consecutiva per Armstrong Lewis e Cesare Ferranti in sediolo. Per il training di Matteo Restelli la quota di 1,45 al totalizzatore.